Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici telespettatori di Gold 78, buon pomeriggio soprattutto ai fedelissimi di Penalty Play che parte tutti i pomeriggi tra le 14.30 e le 15.30 sul canale 78 del digitale terrestre. Penalty Play che parla di informazione sportiva e non solo, ogni giorno dedichiamo l'informazione ad un settore ben preciso, il lunedì facciamo l'approfondimento sul calcio dilettantistico siciliano, il martedì invece l'approfondimento è legato quasi sempre al settore giovanile sempre del calcio siciliano, il mercoledì invece parliamo di Lega Pro, il giovedì, cioè quella puntata che sta per iniziare, anzi è iniziata da qualche istante, lo dedichiamo indubbiamente ad un argomento che ci piace in modo particolare, alla musica, all'arte, allo spettacolo in genere e per l'occasione, come al solito, andiamo a presentare il nostro accompagnatore ufficiale del giovedì, ovvero Salvo D'Arrico. Ben trovato, Salvo. Buonasera a tutti. Lo aspettiamo tutti con ansia questo giovedì perché parliamo sì di calcio, ma non certo, più di tanto poi però. per disintossicarsi un po' di calcio, Ecco, ecco. dopo quasi mezza settimana. È vero, è vero. Tra l'altro, insomma, il calcio dilettantistico siciliano ha vissuto la scorsa settimana intensamente con playoff e continuerà ancora con infatti, altri finali. Infatti, tra poco però parleremo anche del Catania perché la battuta mi sembra doverosa farla. Il nostro ospite artista completo a 360 gradi perché lui è stato un allenatore di calcio, è stato ed è ancora tuttora un cantante e un musicista nonché maestro di musica, insomma è la persona giusta per essere ospitata all'interno del giovedì qui a Penalty Play. Antonio Monforte, ben trovato Antonio. Ciao Ettore. Ti ho presentato a 360 gradi perché la tua idea di calcio si è sviluppata in una fase della tua vita in maniera anche abbastanza positiva e continua. Hai fatto l'allenatore. È stata una vita sempre a cavallo tra il calcio e la musica, ecco, sin da bambino. Infatti un po' mi ci rivedo perché io insomma avendo fatto la radio per tanto tempo, l'allenatore per tanto tempo, il primo amore come si suol dire non si scorda mai. Mai. E Antonio è qui perché è reduce di una bellissima settimana, la settimana che ha commemorato l'uccisione di Peppino Impastato. Dall'1 al 9 maggio a Cinisi c'è stata questa bella settimana e all'interno di questa settimana è coinciso anche un momento musicale importante per Antonio perché è stato presentato il pezzo dedicato a Peppino Impastato e un video allegato. Esperienza bellissima. Sì, ho scritto questa canzone, 100 passi, poi ho realizzato il videoclip. Sì, che più tardi vedremo. Sì, insieme a Francesco Lobianco che è il regista del video. E niente, poi ho fatto ascoltare la canzone a Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, e tramite il suo staff, lo staff di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, sono stato poi invitato a Cinisi per cantare al Casolare di Cinisi proprio ieri. Il casolare dove è stato ucciso Peppino Impastato è stato un momento molto toccante, molto emozionante. Immagino. Già dal primo momento che sono arrivato lì con la chitarra
Perché poi raccontare in musica non è mai facile, bisogna avere giustamente il metro ideale, adatto, per non essere troppo pieni, ma essere molto intensi. Ma sai, lì io ritorno sempre a dire la stessa cosa. Non è che mancano argomenti di cui parlare, è come anche nel cinema. Il tema si trova, il problema è la sceneggiatura. Certo. Nelle canzoni il problema è riuscire a far sposare perfettamente la musica e il testo. E il testo. E spesso non ci riesci, non è così semplice. Non è mai così semplice, anche perché, Salvo, raccontare un fatto come quello di Peppino Impastato Ci ha lasciato un grande segno nella storia italiana. Tra l'altro, 40 insomma, anni. il famoso film di Tullio Giordana è stato anche l'apice ancora di più per ricordare il dramma di quell'evento. Ha fatto esplodere ancora di più questo ricordo, proprio quel film, perché è stato visto anche da tantissime persone, per cui è rinato Era un tra l'altro pochettino film candidato all'Oscar per l'Italia in per l'Italia. quell'anno. Sì, anche con le bellissime Certo. musiche, è rimasto anche quel bel titolo, quella canzone che mi pare i 100 Sì, era dei Modena City Ramblers. di Modena City Modena City Ramblers, Ramblers, grande gruppo modenese. E Peppino Impastato, certo, è un mito per tutto quello che è l'antimafia, tutto quello del movimento antimafia siciliano, e per il suo passato, per quello che ha fatto nella sua breve vita. È vero. Ricordiamoci Radio Out, e poi in un momento particolare in quel paesino dove la mafia dominava. Assolutamente, È stato un grande eroe, ecco, un grande eroe. Assolutamente. Ritorneremo a parlare di questo argomento, quindi ritorneremo a parlare di Peppino Impastato, vedremo anche il video bellissimo di Antonio Monforte che ci racconterà un po' la sua costruzione, e vedremo anche un bel servizio dedicato proprio anche a questa iniziativa dell'associazione Casa Memoria. Perché prima voglio fare un passo indietro, perché voglio parlare assolutamente insomma del Calcio Catania, perché stiamo accompagnando insieme naturalmente anche al Trapani queste due squadre più la Leonzio, che spesso e volentieri ci dimentichiamo, tre siciliane. è siciliana, a questi play-off che si disputeranno a partire praticamente da domenica. Domenica, perché sabato? Aspetta un attimo, da venerdì 11. La Sicula Leonzio gioca domani. Praticamente gioca domani. Infatti abbiamo anche una bella schermata per fare il quadro completo delle partite playoff del primo turno con le squadre che si sono classificate praticamente dal quinto posto in poi. Allora abbiamo nel girone A gli incontri saranno Viterbese Pontedera, Carrarese Pistoiese, Piacenza Giana Erminio. Nel girone B Feral Pisalò Mestre, Albino Lempe Renate, Bassano Pordenone, ed infine il girone C, quello che ci interessa più da vicino, con gli incontri Cosenza Sicula Leonzio, Monopoli Virtus Francavilla e Casertana Rende. Poi subentrerà nel secondo turno la squadra di Caserta, la Juve Stabia, e poi successivamente anche il Trapani di Calore, ed infine sulla carta avvantaggiato rispetto a queste altre squadre invece che dovranno disputare anche altri incontri, il Catania di Lucarelli, che a quel punto sarà potenzialmente vicino alla finale del 18 di giugno a Pescara. Il Catania potenzialmente per arrivare in finale dovrà disputare la bellezza di 4 incontri. 4 incontri, certo. Allora, voglio sapere subito cosa aspetta la squadra della Sicula Leonzio da quel di Cosenza. Allora, noi abbiamo avuto modo di parlare, anche di incontrare proprio l'allenatore l'altro giorno, in un bellissimo incontro con l'Ajax, con Diana, e a me personalmente ha fatto una grande impressione. Infatti anche in TV. Persona affabile, gentilissima e disponibilissima, a parte che credo che sia un allenatore molto preparato, farà strada, sono convinto che farà strada, e ha dato una sterzata. Secondo Leonzio I risultati sono venuti tutti dalla sua parte. Sono venuti fino ad arrivare appunto ai playoff. Come vedi questa partita a Cosenza? Ma io credo Lui l'ha che detto, loro, io mi giocherò la mia partita. Se la giocano, sì, ne sono convinto, perché credo che non hanno nulla da perdere. Allora, è una neopromossa, anzi ricordiamo anche il breve passato di questa società. Certo, fino a un paio di anni fa era in promozione. Era in Leonardi promozione. ha fatto i miracoli
e ora sono a un passo quasi di poter anche arrivare alla Serie B addirittura. Ogni anno una promozione. Anche se volendo i valori, soprattutto a quel punto, vengono a galla, con grandissimo rispetto della Siculos, però dico, ogni anno hanno raggiunto una promozione e quest'anno addirittura sono arrivati nei anche playoff, quindi poi per loro già un campionato vinto. E allora forse dal punto di vista psicologico partono forse un pochettino avvantaggiati rispetto ad altri, non lo da perdere. Assolutamente, vedremo cosa succederà. Non è un dramma se escono dai playoff. Certo, mentre invece da Antonio, che è sempre molto piccante nei suoi commenti tecnici nel mondo del calcio, voglio sentire un po' la sua su questo Catania, un Catania che alla fine ha raggiunto questo importantissimo secondo posto, ma sappiamo benissimo quanto abbiamo sofferto per raggiungere questo secondo posto. Per un attimo abbiamo anche addirittura pensato di raggiungere il primo superando il Lecce, ma alla fine qualche vittoria che è venuta a mancare è stata la condanna e quindi solo un secondo posto. Poi anche il terzo. Potenzialmente anche il terzo per alcune settimane. Praticamente nelle ultime 3 partite si poteva arrivare primi, secondi o terzi, ma non è quello il problema. Il problema è, toccando proprio il polso della tifoseria, io ho notato che c'è una forte delusione, ma non per il fatto che non sia arrivato primo, che sia arrivato secondo, che poteva arrivare terzo. Il problema è che questo campionato non è stato esaltante per niente, è stato proprio un campionato scadente da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dello spettacolo, del gioco. Che ha proprio deluso. Molti dicono, ma in Serie C lo spettacolo non ci può essere, invece non sono d'accordo, perché se tu costruisci una squadra per vincere, sei più forte, sicuramente crei 10-15 palle di gol a partita, giochi in un certo modo e quantomeno dall'inizio del campionato a oggi sicuramente un miglioramento lo devi fare. Tu non l'hai visto questo miglioramento? Ma ho notato che non è migliorato, Antonio, né il Lecce né il Catania. Cioè gli stesti difetti queste 2 squadre li hanno tenuti dall'inizio alla fine. Non c'è stato un miglioramento, però se posso dire una cosa osservatore, è da anni ormai che i campionati di Lega Pro, Serie C, come li vogliono chiamare, il livello tecnico-tattico è scaduto notevolmente. Non è solo questo campionato. Non è una cosa positiva sicuramente. Certo, sì, è scaduto appunto. Anche perché se poi tu sei nell'ambito del calcio più di me, perché io ormai seguo il calcio solamente da tifoso, io mi rendo conto, ti racconto un ultimo episodio, ero con mio padre a casa, avevamo visto la partita del Catania che giocava, ora non mi ricordo, alle 2:30 fuori casa, qualcosa del genere. Dopo ci siamo visti una partita di Serie A, c'era un abisso, rendi conto e della dopo differenza. Nel pomeriggio abbiamo visto una partita del campionato inglese. Un altro mondo. Rispetto tu ti vuoi fare proprio male, ti fai male così. Sfondi una porta aperta. Ora, essere tifosi è un discorso, perché giustamente la passione ti porta a vedere una partita fuori casa, tra l'altro con le immagini che sono quelle che sono, nelle condizioni televisive, tra virgolette, che sono limitate, te la guardi lo stesso, soffri lo stesso, quello che vuoi, però se fai un'analisi se vai a fare un'analisi veramente seria, e allora dici, questa squadra dalla partita di Coppa Italia con la Leonzio prese 2 gol, andò sotto di 2 gol in casa, centrocampo inesistente, poco dinamico, poco reattivo, ha sortito male, non sto parlando dei singoli, ma dei singoli messi insieme che non creano un centrocampo equilibrato. Certo non sono dei non avere un centrocampo di un certo tipo, quando incontri squadre che invece fanno del dinamismo la loro forza, della corsa la loro forza, e si schierano a centrocampo possibilmente a 5, ti ha creato in varie partite in casa, lo dicono i numeri, non lo so, è vero, soffri. Ti ha creato una situazione di un certo tipo, andare sotto di 2 gol sistematicamente, rischiare di perdere altre partite. Adesso il problema è che nei playoff, se perdi partite potenzialmente sei già fuori. Quindi... ma la cosa che fa riflettere, perché non si è riusciti, perché il tempo c'era, perché non si è riusciti a migliorare un difetto che questa squadra aveva. E giustamente non sono qui io a dire qui stiamo chiacchierando. Quale sarebbe stato il miglioramento? Battute, e poi parliamo del video e di gennaio.
Cosa? Il miglioramento Ma sarebbe il miglioramento stato può quello essere, il miglioramento può essere da parte portare qualche dell'allenatore, giocatore. da parte dell'allenatore facendo uno specifico lavoro a livello tattico e quindi creando un equilibrio di tutta la squadra. Poi ti dico la mia. E su poi un altro diciamo, modo sarebbe quello a gennaio, Di fare qualche se cambiamento. è possibile fare qualche cambiamento. Ma non si è riusciti, ma addirittura mi ricordo che a 9 partite della fine ancora Lucarelli Non sapeva cambiava che modulo. formazione partita per partita. Allora, Quindi- noi abbiamo beccato oggi un ospite che ci può parlare di musica, di calcio, di progetti, per cinema. cui insomma rischiamo poi veramente di fare una puntata troppo lunga. Io accorcio un po' perché Certo, i tempi non ce lo i tempi permettono. sono molto televisivi, in un'ora oggi abbiamo tante cose da proporre. Vorrei ritornare giustamente a parlare di questo evento di Cinisi, voglio di nuovo parlare giustamente anche di questo pezzo musicale bellissimo di Antonio Monforte con il video che vedremo tra qualche istante, però prima ci vediamo questa clip appunto che parla di Felicia e Peppino Impastato. Avremo anche modo di sentire la voce del fratello Giuseppe Giovanni Impastato. Guardiamo la clip. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, lo Z11. Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Oggi noi dobbiamo essere concreti. Il nostro compito, abbiamo questa grande responsabilità, di prendere i ragazzi, le nuove generazioni, i giovani di oggi, prenderli per mano, accompagnarli e nello stesso tempo fargli toccare proprio con mano la memoria e la storia, perché è fondamentale. A Casa Memoria si vive un'emozione forte perché lì c'è Felicia, c'è Peppino, ci sono loro, li abbiamo resi vivi, con i libri di Peppino, con alcuni reperti, c'è una mostra fotografica che ripercorre tutta la sua storia, poi c'è la stanza di Peppino, poi si fa il percorso dei 100 passi fino ad arrivare a Casa Badalamenti. Forza. Ragazzi, dovete continuare sempre, che l'unione fa la forza. Casa Memoria nasce addirittura il 10 maggio, l'indomani quando Peppino è stato ucciso, perché mia madre decide di aprire le sue porte e rompe già i canoni della cultura mafiosa, perché qui quando moriva qualcuno in quegli anni si chiudevano le porte e per alcuni mesi non si usciva di casa. Invece lei subito apre la sua porta, fa entrare i compagni, gli amici di Peppino, butta fuori di casa tutti i suoi parenti mafiosi e credo che ha contribuito diciamo, a consegnare il figlio alla storia del movimento antimafia. Da quel momento in poi si aprono quelle porte e non si chiudono più. In questi 40 anni abbiamo accolto tantissime persone, ci sono stati incontri memorabili, da lì sono partite le denunce contro il sistema mafioso, contro le attività locali qui nel territorio, ma soprattutto abbiamo seguito dettagliatamente e meticolosamente tutta la vicenda giudiziaria di Peppino. Lei aveva preso quella decisione di accogliere tutte le persone che venivano da ogni parte d'Italia perché volevano vivere l'emozione sui luoghi dove Peppino ha vissuto. Le visite sono aumentate sempre di più, ogni giorno vengono decine di persone, centinaia di persone, fino a raccogliere migliaia e migliaia di persone durante l'anno e quella casa non era più nostra. Allora abbiamo deciso come famiglia di rinunciare all'eredità
e alla proprietà. Dopo la rinuncia l'assessorato dei beni culturali ha posto il vincolo. Come patrimonio culturale di memoria c'è l'incontro fra la memoria e l'arte, poi c'è la parte museale che è importante, che va a cielo aperto con il percorso dei 100 passi. Diciamo che Casa Memoria è diventata un punto di riferimento importantissimo e che viene completata pure con Casa Badalamenti, l'ex Casa del Bosso, dove siamo noi in questo momento. Di quella casa abbiamo le chiavi in mano perché sappiamo che è stata confiscata in base alla famosa legge 109 sulla confisca dei beni del mafiosi, è stata affidata a noi. Dentro questa casa c'è un'altra storia diversa da quella di Casa Memoria, che è la storia della mafia. Questo significa una cosa, ecco, trasmettere il messaggio ai giovani. Questo significa che noi, sì, abbiamo pagato un prezzo altissimo perché è stato ucciso Peppino, però noi quella mafia l'abbiamo sconfitta e queste cose vanno raccontate perché nei giovani, soprattutto nelle scuole, non dobbiamo continuare a piangere i nostri morti, noi dobbiamo invitare i giovani a riflettere sulle cose che si sono fatte, che ci sono tantissime cose positive. Casa Memoria è gestita da tanti volontari che non hanno conosciuto Peppino, con un direttivo di giovani, un direttivo femminile, forse in omaggio a Felicia. È successo così, è capitato questo. Non a caso io personalmente non faccio parte del direttivo perché mi sembra giusto che debbano essere loro a scegliere e questo fatto è stato positivo perché loro in maniera autonoma hanno lavorato tantissimo e io ho notato un'energia nuova, ho notato delle idee nuove da parte loro e se non si fa questo chiaramente non si cresce mai. Dobbiamo smetterla con l'egocentrismo e il protagonismo perché non ci porta da nessuna parte. Questa è l'Italia che cambia, questa è la realtà e queste esperienze che si vivono giornalmente, solo in questo modo può cambiare l'Italia. Che esperienza, Antonio, Cioè, tu fino a qualche giorno fa eri proprio all'interno di questa che adesso è diventata una casa museo dedicata appunto a Felicia e a Peppino Impastato, indirettamente anche è diventata museo la casa di Badalamenti. Cinisi viene ricordata soprattutto per questi eventi che sul finire degli anni 70 hanno un po' depistato un po' tutti, perché poi la verità non è venuta a galla subito. No, Lo stesso Salvo ci comunicherà. La casa di Badalamenti è diventata, l'ho visitata proprio ieri, è diventata una biblioteca. Una biblioteca. Senti, ma che emozione hai provato ad essere lì, in quei posti, dopo aver scritto una canzone come 100 passi? Ma è stata un'esperienza, ti dicevo poco fa, forte perché prima sono andato direttamente al Casolare, sono andato al contrario, sì. Perché la manifestazione ieri è partita dal Casolare, dove ho cantato appunto la canzone 100 passi, poi da lì ci siamo spostati e siamo andati a Casa Memoria. Abbiamo visitato sia Casa Memoria, quelli dell'associazione soprattutto si sono prestati per farmi vedere meglio, certo, da vicino, e poi siamo andati a casa di Badalamenti. Abbiamo visto, diciamo che è un'esperienza secondo me unica, un'esperienza toccante, soprattutto per me perché ho scritto la canzone,
Poi ci siamo spostati a Radio Out. Radio Out che, per chi non lo sapesse, non si trova a Cinisi, ma a Terrasini, Terrasini. che è Pochi chilometri. è attaccato a Cinisi. Niente, che ti devo dire? Beh. Io consiglio a tutti di andarci, ma andarci anche con i propri figli. Cioè, Perché deve rimanere nella memoria tutto perché quello è che giusto, successo. in quell'attimo di riflessione capire come sempre questa terra, che io definisco generosa e impotente, sia uno spreco che venga deturpata da sempre, soprattutto poi quando entrano in gioco i poteri mafiosi, i poteri economici che sappiamo. Immagino. Però Salvo. dobbiamo puntualizzare anche un'altra Sì, cosa. perché poi dopo ti voglio fare una domanda Non me ne anche a vogliate, riguardo. però in tutte le commemorazioni, cioè nei filmati, nella commemorazione dei mass media, Sì. non è risaltato, anzi quasi è nascosto, che Peppino era un grande comunista. Beh, probabilmente sì, certo. No, senza dico probabilmente, probabilmente lo sì. era, ma non è stato... Come, sì. Beh, in questo caso si è ucciso anche e soprattutto l'uomo, se mi posso Sì, permettere certo, di dire ma la anche mia. la sua idea politica. Certo, che vabbè, è anche la sua idea importante, politica di Andiamo rottura anche di cultura, andiamo a decisamente. riascoltare tante trasmissioni Ma della Radio Out. quanto impastato avrebbe avuto visibilità oggi, secondo te? Beh, certo, oggi tra social network, fra televisioni private, eccetera, forse Sarebbe diventato quasi una star? quasi una star, credo. Sì, chi lo sa. Certo, era un modo di fare informazione Certo, totalmente era diverso, diverso, però no? La radio era- privata, la radio libera in quel momento era l'unica voce. Però era una voce di protesta, una voce contraria in quella situazione, Certo, in quella situazione certo. particolare. Chiaro, Rischiava con le sue trasmissioni, tanto Infatti, da perderci la vita. Ci ha perso proprio la vita. Allora ci guardiamo adesso il video 100 passi di Antonio Monforte, poi rientriamo in studio perché giustamente dobbiamo anche ricordare chi ha partecipato a questa bellissima realizzazione e sottolineiamo anche un'altra cosa, che Antonio ci ha abituato a scrivere delle cose che sono piene di tradizione siciliana. Avere scritto questa cosa, cosa ti ha spinto in modo particolare? L'amore nei confronti di una persona, di un fatto, o perché raccontare la Sicilia in questa maniera ti piace e pensi che possa rimanere per sempre? No, a me raccontare la Sicilia piace e mi viene naturale, però devo essere sincero perché è giusto che, come voglio essere sempre. E tu lo sei sempre stato e lo sei sempre. Io ho preso la chitarra, l'avevo in mano, stavo facendo un riff, mi minore, E tac, è venuta grattavo, fuori. guardavo la finestra fuori perché abito in una casa dove vedo da una parte il mare. Ah, che bello. E dall'altra parte l'Etna. E dall'altra parte ho l'Etna proprio buttato addosso. Niente, è uscito Di getto. è uscito questo chi sta italiano, no? Chi va ciccanno. Ed è entrato dentro di me tutta un'immagine, sì, un'immagine di questo boss che minaccia il suo interlocutore, la persona che ha davanti, Sì. che può essere una persona fisica, ma può essere anche un'intera popolazione. Chiaro. E quindi il pezzo è nato così per caso. E come ti dicevo prima, cioè le canzoni è vero, si possono scrivere anche a tavolino. Seduti a tavolino, però spesso e volentieri quelle che vengono fuori Però di a volte getto vengono così di getto sono più e ci vuole piene anche di ci vuole anche emozioni. un pizzico di fortuna. Beh. Ci vuole anche un pizzico di fortuna perché proprio trovi il momento giusto, cogliere l'ispirazione quell'attimo, giusta. sì. Poteva anche suonare il telefono in quel Tra l'altro mi hai momento. detto che la tua è saltava stata una tutto, registrazione in presa diretta, come si suol dire. Questa è stata una cosa che ho fortemente voluto. Perfetto, quindi non infatti, c'è una pausa di registrazione, è proprio in presa diretta. Infatti con un mio stretto collaboratore che è Riccardo Samperi, Sì. grande tecnico del suono, siamo molto amici, ho subito chiamato e ho detto guarda io ho scritto una canzone, te la mando, gliel'ho mandata registrata col telefonino. E lui ha detto già la vedo, lui già la mi ha risposto sento. mi ha risposto dopo un po', mi ha detto che la canzone gli piaceva. C'erano delle cose nel testo che erano Andavano troppo forti, rimate. tra cui la frase che dice che nell'inchiesta i carabinieri diciamo, si girarono dall'altra parte depistando il tutto. le, La storia questa la cronaca. conosciamo. però ti ripeto, ritornando al discorso musicale, ho
detto a Riccardo, questa volta voglio registrare con i musicisti, dobbiamo essere tutti insieme. Ed e è stata, creo- secondo me, un'idea e azzeccatissima. ritorno a fare l'allenatore perché faccio la formazione. Hai disposto il tutto. Sì. È servito Bene. l'esperienza dall'estero. Allora guardiamocelo questo video, Antonio Monforte, 100 passi. Buongiorno. Ragazzi, oggi parleremo di peppino impastato. Prof, ma chi è Peppino impastato? Ah, che sta italiano, ah, che va cercando, cacumanno io, tu non conti più, ti metti a mense vai, attento a che è che fai. 100 passi di strada, 100 passi da casa, 100 passi coraggio, una radio che parla non si ferma più, come un treno che passa, e tacchiana di sopra, una bomba che scicano coria, una marcia per tutta la vita. Passano anni, non cancia niente, chiudono l'occhi i carabinieri, in Sapignata ci sono tutti pari. Io non conosco, non sento, non parlo, non mi stinenti. Eravamo t'hanno giocato con giù da ribelli. E s'ammazzao, e s'ha cercao, non lo toccao. Nasto paesi che mettono bombe di Roma a Palermo. 100 passi di strada, 100 passi da casa, 100 passi coraggio, una radio che parla, non si ferma più, come un treno che passa, e tacchiana di sopra, una bomba che scicano coria, una marcia per tutta la vita. Passi di strada, 100 passi da casa, 100 passi coraggio, una radio che parla non si ferma più, come un treno che passa, e tacchiana di sopra, una bomba che scicano coria, una macce. Boom. E tutta la vita. Io ritorno in studio con un applauso, Bravissimo, Salvo, dobbiamo bello, farlo bello, per bello. forza, No, il perché brano il brano lo conoscevamo, è la prima volta che vedo perché il già in video, rete da è molto fatto tempo. bene, però mi viene spontanea una domanda a fare. A parte veloce, il video, dai. Ma che musica ascolti tu? Vabbè, Le lui preferenze, insomma le io ora- ha preferenze. ascoltato di tutto, ha Io ora suonato di vi tutto. svelo una cosa. Ecco, Vabbè, appunto. allora io dico sempre che musicalmente conta molto quello che succede a casa, no? Chiaro, Quindi chiaro. da bambino ascoltavo la musica, ascoltava mio padre ascoltava musica di livello, Sì. per cui mi sono fatto anche una cultura varia, perché si ascoltava da Adamo Addirittura. diciamo, Parliamo di di quei musica tempi, leggera, sì. di grande qualità. da Adamo a Celentano, da Celentano a Frank Sinatra, Ah, per passare poi al jazz. E quindi le tue influenze... Sì, però io sono,
dice che musica ascolti oggi? Vabbè, io ascolto la musica in genere, Sì. però ti svelo una cosa, Sì. che magari non so oggi, nel corso farà, della tua vita. farà inorridire qualcuno. Ascolti? Io passo da Umberto Tozzi, Sì. a cui sono legatissimo, Ma attenzione, stiamo parlando di un top, a un artista che mi fa venire i brividi sulla schiena, che è Bob Dylan. Ah, beh, allora ci dobbiamo inchinare, basta. Allora, senti Antonio, per chiudere, vogliamo ricordare un pochettino tutti quelli che ti hanno dato una mano per la realizzazione di questo video, perché è bellissimo e tu ci tenevi giustamente a ricordarli. Sì, non è facile ricordarli tutti. Certo, Vabbè, perché sono in tanti. Francesco Lo Bianco è il regista, Sì. coadiuvato anche da Bruno Del Popolo, Luca Gatto. E praticamente C'hai gli appuntini, vedo. Sì, no, perché qua c'è una sfilza Certo, ricordiamoli tutti. Gaetano Fichera, poi è venuto con un'amichevole partecipazione l'attore che in questo momento, che peraltro è amico mio carissimo, io ti racconto un aneddoto, Daniele Perrone, che sta girando La mafia uccide solo d'estate, che era il personaggio che nella puntata precedente mi hanno detto è uscito l'asciugacapelli di platino dal tavolo. Daniele Perrone era il portiere della squadra che io allenavo, il Via Grande. Ah, beh, quindi te lo sei ritrovato poi anche in questa veste è un d'attore. 81, è un 81. Mi piace questo termine, era un 81, È un classico degli allenatori. È un 81. Che anno sei? Sei dell'82. Sto parlando con due Parla mister. sempre di data di... Cioè non ricordi il cognome e il nome, ma lui è era una promessa, poi non ci sentimmo per anni e poi... Lo hai ritrovato in questa veste di attore. Nell'ambito dello spettacolo. Poi c'è Simona Scuderi che ha interpretato Felice, c'è Anna Chiara D'Agata che ha interpretato la moglie la fidanzata, che poi è diventata la moglie di Giovanni Impastato, che invece l'ha fatto Davide Polvirenti, un giovanissimo attore di Aci Catena. Anna Chiara D'Agata mi ha portato, diciamo, quasi tutto il cast dei Distrattori, è una compagnia teatrale di giovani attori molto bravi. E poi c'è la mia supervisione da allenatore no, musicale. vabbè, ho scritto la sceneggiatura, ma questo qua aiutato anche da Harry Found, che è il batterista dei Carbonica, non so se conosci il gruppo dei Carbonica. Sono stato, diciamo, aiutato da tantissimi C'era amici. Anche Alessio. Ma Alessio Carastro ha registrato sia la batteria che ti porti appresso da sempre. La batteria, ma poi si è prestato benissimo perché il regista insieme di la faccia giusta, Alessio, io conosco, ha la faccia giusta. Questo è un brano che stiamo volendo portare in video con una sceneggiatura da film. E infatti le sequenze, per cui abbiamo evitato la band che suona, la solita band. No, sono d'accordo. E allora Alessio si è prestato per fare nel videoclip l'amico di Peppino che porta la bara. E lì è stato un momento molto emozionante perché tra l'altro lui ha portato la bara anche insieme a Fabio Fassari. Fabio Fassari è un mio fedele amico da sempre, da quella squadra del Via Grande. Era lui uno dei due esterni d'attacco. Il calcio c'è quindi sempre. Ci siamo ritrovati tutti. Hai fatto l'allenatore anche musicale e artistico. È stato veramente molto io bello. Poi sono stato aiutato anche dalle scuole in cui io presto, il campus, no? Il campus Don Bosco, centro formazione ma ti hanno dato una bella musicale collaborazione. E la scuola intro di Tre Castagni. D'altra parte l'intento era abbastanza importante. Io sono contento oggi di aver ospitato in questa prima parte, abbiamo un po' sforato, il nostro regista ci ha già richiamato, però siamo contenti perché abbiamo dato voce, luce anche al progetto che ti ha visto protagonista in questa canzone che si chiama 100 passi, per ricordare una memoria. Intanto perché la memoria non va dimenticata, ma se c'è qualcuno che la alimenta anche attraverso la musica che rimane poi sempre immortale, è sicuramente il messaggio migliore. Ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le altre cose che farai e speriamo di rivederti di nuovo presto a Penalty o Penalty Play. Io vi ringrazio, è stato bello.
come sempre ti dico grazie, perché ogni volta che diciamo io produco qualcosa tu mi inviti piacevolmente. D'altra parte insomma vedo che proponi sempre delle idee nuove. lo fai col cuore, queste cose si avvertono. Perfetto, grazie ad Antonio Monforte. Ci fermiamo, abbiamo un breve stacco pubblicitario, tra poco rientreremo in studio e parleremo di una cosa molto bella che Salvo D'Arrico mi ha voluto proporre in settimana. Io ho detto approfittiamone giovedì, perché così raccontiamo quasi una storia. A tra poco. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Ferm. Infoline 336 9207 27. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra un caffè e un digestivo per l'appuntamento con questa trasmissione di approfondimento che non è solo sportivo, l'avete già capito nella puntata odierna, perché oggi Salvo ci siamo insomma dedicati e devo dire anche più del solito, ma piacevolmente, di una situazione che la scorsa settimana è stata vissuta a Cinisi in occasione appunto della commemorazione della scomparsa di Peppino in passato. Andava fatto. Doveroso. Così come è doveroso parlare di questa storia che tu mi hai raccontato la settimana scorsa, dove nel cuore di Catania una realtà vive lo sport in maniera naturale, con delle prospettive. A tal proposito presento intanto subito l'ospite, no? E così poi ci racconti velocissimamente la storia. Parliamo di Fernando Bellia. Ciao Fernando, ben trovato. Grazie dell'invito. San Berillo Calcio Junior è un gruppo di volontariato che sta costruendo una squadra con la prospettiva di partecipare ai campionati, ma la cosa più bella è che si allenano nel cuore di Catania in piazza. Una delle cose belle. Tra l'altro tra poco vedremo anche qualche video, ma perché esistono secondo te queste realtà? Qualche tempo fa, ora quanti sono? Diversi mesi? Sì, no, è quasi un anno adesso. Quasi un anno. Navigando, bazzicando sempre su social network, su Facebook, esce fuori questo post di questa iniziativa. E sei andato a trovarli? Certo, ragazzi, perché tu che ti occupi anche di calcio, poi con un aspetto prettamente sociale, i ragazzi del quartiere, ragazzi anche extracomunitari, riuniti da questo volontario, da questi ragazzi da elogiare al massimo. E hanno fatto la squadretta. Hanno fatto la squadretta. E dove si vanno ad allenare? A Piazza Carlo Alberto. Esatto. Quando smonta la fiera ci siamo noi, ci siete voi. 3 giorni a settimana. Chiaramente aspettate che puliscono.
monta la Sì, fiera, no, assolutamente, no, questo e non c'è diventa un campo di calcio. È vero, è vero. Esatto. Tra poco vedremo anche delle immagini, ragazzi, e poi ci racconteranno Sì, il dettaglio. assolutamente. Perché in fatto di solidarietà devo dire che ultimamente Catania è sempre in prima linea. Si è svolta ieri allo stadio Angelo Massimino la 13ª edizione di Un Gol per la Solidarietà. Ancora una volta Luca Napoli ha fatto centro, stadio stracolmo, grande iniziativa, grande seguito, tutto per con un seguito beneficenza. enorme. Grossissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della televisione, uniti per un unico obiettivo, la raccolta fondi, e quindi la solidarietà ancora una volta ha colpito e i catanesi hanno risposto subito, perché veramente lo stadio era stracolmo. Tra l'altro sottolineo che ci sarà uno speciale inserito a penalty domenica a partire dalle ore 19, ma abbiamo estrapolato due personaggi che chiaramente sono molto conosciuti nella nostra realtà. Li ascoltiamo perché ancora una volta la solidarietà diventa il soggetto importante a cui noi catanesi dobbiamo sempre abbinarci. Guardiamolo insieme. Ancora una volta Catania risponde sì, presente per questa straordinaria giornata dedicata alla solidarietà, il sindaco presente, meglio di così, una giornata meravigliosa. Guardi, è un maggio pieno di sport a Catania. Ieri il Giro d'Italia con queste immagini meravigliose, domani il Giro che ritorna qui da noi e sale sull'Etna, e poi anche Corri Catania fra qualche giorno. Oggi lo stadio Massimino pieno di migliaia di ragazzi in un'atmosfera festosa per dare una carezza a coloro i quali sono in una condizione di sofferenza. Ecco perché il Comune partecipa, ecco perché il Comune dà lo stadio, ecco perché io sono qui per incoraggiare un'azione in cui Catania fa squadra nel tentativo e nella voglia di dare un'azione bella, positiva, come questa Catania sa esprimere nei momenti migliori. Tra l'altro non soltanto giovani, ma veramente tanti catanesi. Sì, bellissima, ma anche la squadra, ho visto che le squadre sono miste, ci sono persone, donne e uomini di ogni fascia d'età e mi fa particolarmente piacere. È una bella immagine della città che stiamo proiettando. Beh, ancora una volta presente sempre all'appello di Luca Napoli. Beh, non si può non essere presenti all'appello di Luca e all'appello di chi chiede aiuto. Il nostro lavoro, diciamo, ci impone, e lo facciamo volentieri, anche di mettere la nostra faccia, se vuoi anche un po' di popolarità, a disposizione di cause importanti. In questo caso ci divertiamo pure perché giochiamo anche a calcio e io faccio parte di questa nazionale artisti, la All Stars Sicilia, che è nata proprio con questo scopo. Ci divertiamo, giochiamo, diamo 4 calci al pallone e poi davanti a un pubblico così straordinario nel nostro stadio al Massimino, Più bello di così? ovviamente diventa tutto ancora più bello, per cui io le ho fatte tutte dalla prima ad oggi e ci sarò sempre fino a quando riuscirò a camminare, a muovermi, a correre. Ti trovo tra l'altro in perfetta forma, meglio di così. Insomma, dobbiamo perdere ancora. Salvo. Ciao mister, dobbiamo perdere ancora qualche chilo, però va bene così, grazie. È stata una stagione lunghissima anche televisivamente, ancora una volta queste immagini meravigliose che è diventato nazionale ci lusinga e ci fa piacere. Ma guarda, devo ringraziare 7 Gold che ci ha dato questa possibilità di mandare in onda meraviglioso anche a livello nazionale in tutta Italia su questa rete di emittenti che coprono appunto il territorio. È andata molto bene, abbiamo fatto felici intanto tutti i siciliani e i meridionali che vivono in altre regioni d'Italia, ma poi abbiamo fatto presa anche sul pubblico nazionale, lentamente e piano piano. Senti, per chiudere, cosa bolle in pentola a questo punto per la prossima stagione? Dai, dacci qualche anticipazione. Al momento ci stiamo dedicando ad alcune dirette sul territorio, quindi dirette di feste religiose, di avvenimenti vari. Adesso la prossima sarà l'infiorata di Noto, domani. Non so quando andrà in onda questa intervista, ci sarà la festa di Sant'Alfio, San Filadelfo e San Cirino a Trecastagni e poi tante altre cose. Vacanza niente? No, cercheremo di fare le vacanze anche tra uno spettacolo e l'altro, sai, l'estate è fatta proprio per fare spettacoli in giro, in tour, e quindi cercheremo di farli al meglio. Grazie.
Ancora una volta la solidarietà, Salvo, diventa importantissima, perché grazie alla solidarietà si riescono a raggiungere parecchi obiettivi. Sotto questo punto di vista, in questo caso, questo progetto dei ragazzi io di San l'ho Berillo, sposato, quel poco che ho potuto fare. Anche promozionandolo è già... Intanto andando a conoscere questa Certo. realtà, sono andato in palestra, hanno ristrutturato un locale in maniera fantastica, devo dire. Una bellissima palestra, lo vediamo, con una bellissima libreria. Sì, tra le altre cose. Tra le altre Una cose. cosa Perché chiaramente, Fernando, non c'è soltanto il momento ludico del gioco, c'è anche un momento di incontro, di studio. No, chiaro. Allora, in realtà per spiegare un pochettino questa esperienza c'è da partire dalle origini. Bene, Perché siamo qui per ascoltarti. Abbiamo conosciuto, diciamo, questi ragazzi che sono praticamente tutti quanti ragazzini del quartiere, che tra l'altro ha la bellezza di essere un quartiere quanto più meticcio, praticamente una gran parte della comunità senegalese di Catania sta lì, ci sono ragazzi che vengono dalla Alcuni Civica, forse sono proprio nati anche limitrofe. nel quartiere, Sì, già direttamente, quindi assolutamente, sono anche italiani a tutti gli effetti, catanesi a tutti gli effetti. Ben più di molti altri, devo dire la verità da questo punto di bene. vista. Nasce perché incontriamo un abitante del quartiere, Dino Gigliuto, che diciamo era già in contatto con questi ragazzini. Noi siamo un gruppo di ragazzi che abitano il centro, io sto a pochi passi dalla fiera ad esempio, e abbiamo detto, avendo vissuto fondamentalmente la carenza anche degli spazi sportivi, degli impianti sportivi del centro storico, abbiamo pensato perché non dare una possibilità a questi ragazzi, che sicuramente sarà un'esperienza di crescita anche per noi. Chiaro. Così organizziamo la squadra, la San Berillo Calcio Junior, che comincia ad allenarsi in piazza Carlo Alberto, quando la fiera smonta, insomma, fra i camion delle pulizie, una situazione molto folcloristica. Ecco, qua ci sono alcune immagini. Il campo in discesa. Il campo in discesa perché chiaramente è una piazza. Esatto, campo in discesa, ma notavamo l'altro giorno campo in discesa perlomeno sulla fascia e non verso una porta. Quindi abbastanza No, io adesso quasi, Salvo sarà anche d'accordo, io lancio un appello, quantomeno a chi vuole dare la possibilità a questi ragazzi di completare un po' questo loro progetto di gioco. Perché non facciamo una raccolta fondi per recuperare almeno le porte, no? Quelle che sono oggi come oggi smontabili e possono essere utilizzate solo per l'occasione. Quindi io lancio anche un numero telefonico WhatsApp, eventualmente 328 53 58 101, mandateci un messaggio così abbiamo la possibilità, Salvo, facciamoci promotori di questa cosa. Portare avanti un progetto del genere, una società sportiva, comporta dei costi. Ma soprattutto perché, a prescindere da quelli che possono essere i risultati sportivi, si ha la possibilità di fare solidarietà, aggregazione per ragazzi che sicuramente vivono in una realtà, in un quartiere un po' a rischio. Fernando, mi dai ragione, no? Assolutamente, ma tra l'altro dico, noi, il nostro intento, che è il motivo anche per cui abbiamo recuperato lo spazio della palestra, perché questa palestra popolare che è sita in via Coppola numero 6, quindi praticamente ai margini di San Berillo, nasce proprio dalla necessità di avere uno spazio sportivo in cui i ragazzini vengono ad allenarsi. Nasce in un luogo che era abbandonato da ormai almeno 10 o 15 anni. Ma attualmente chi, anche seppur minimamente, vi sovvenziona? Oppure c'è soltanto Noi un non siamo volontariato? sovvenzionati da nessuno in nessun modo, come non fate? percepiamo nessuno stipendio, questo l'abbiamo capito, se non dalla solidarietà di molti soggetti che nel tempo hanno permesso, grazie a donazioni e a supporti anche economici, ad esempio l'acquisto delle maglie con cui adesso i bambini, i ragazzi finalmente potranno giocare, e sappiamo cosa vuol dire già la maglia di calcio per un ragazzino. Voglio vantarmi, perché anch'io ho contribuito con un po' di attrezzatura, per quello che potevo fare. Guarda, queste cose ci piacciono, assolutamente volontari. Ed è bellissimo, scusami, vedere tutti questi bambini che giocano in piazza con un grandissimo entusiasmo. È chiaro. Certo, vederli giocare magari un domani con un completino carino, magari con qualche squadra del cuore che amano in modo particolare. In un campo di calcio magari. No? 2 porte anziché mettere... Voi cosa mettete? I conetti però. Perfetto, allora noi lanciamo questa proposta, chi volesse può inviarci
insomma un modo per recuperare eventualmente 2 porte, così almeno i ragazzini possono avere insomma un'idea ancora più chiara di un campo di calcio. Poi i risultati si arrivano, ma l'importante è che ci sia stato... possono anche prossimamente disputare delle partite in un campo ma regolamentare. non deve essere questo l'obiettivo. Di quei pochi campi che sono rimasti nella nostra città. No, oltretutto, a proposito di questo, dico, mi permetto, anche perché proprio sulla spinta di questa meravigliosa esperienza che abbiamo avuto, stiamo organizzando in questi giorni, anzi proprio la prossima settimana, un torneo che prende il nome di Mediterraneo Antirazzista. È un torneo che ha... Guarda, le telecamere di Penalty Play non mancheranno, faremo delle immagini così possiamo... Mi sono ripromesso con loro di arbitrare anche questo. Addirittura, insomma, abbiamo un altro volontario. Bene Fernando, ma in quanti siete in questo gruppo di Allora, al momento siamo disponibilità? Siamo una decina di persone, ma diciamo alcuni di noi si occupano prevalentemente della squadra di calcio, altri più della gestione di questo spazio che abbiamo recuperato, di questa palestra. In realtà siamo comunque sempre in cerca di allenatori, di volontari, di persone disponibili, insomma. Sfruttate Salvo D'Arrigo perché è un buon allenatore, un ottimo uomo sociale, la solidarietà fa parte del suo carattere da sempre, quindi è la persona giusta. E noi, per quel che ci può competere, siamo anche disponibili per promozionarvi, lanciare dei messaggi e far capire alla gente che la solidarietà va fatta a 360 gradi, anche con un piccolo contributo, anche appunto un piccolo contributo che possa aiutare questi ragazzini. Età media? 12 anni, 12 anni, quindi un'età adolescenziale non di poco conto. Hanno bisogno assolutamente di un'attività sportiva, chiaro, avere una fonte di, un punto di aggregazione. Perfetto. In una città che lascia poco. Che puntata, Salvo! Oggi guarda, abbiamo affrontato il dramma dell'uccisione di Peppino Impastato in occasione della sua ricorrenza. Abbiamo avuto qui Antonio Monforte che ha presentato questa sua bella incisione musicale dedicata proprio interamente al fatto, al personaggio Peppino Impastato. Questa seconda parte l'abbiamo dedicata alla solidarietà ieri con l'evento di Luca Napoli, adesso in un certo senso con questo gruppo San Berillo Calcio Junior che nasce con un'idea di volontariato e che poi sociale, magari si può sviluppare. Sono convinto che si porterà avanti. Anche io, e noi ci dobbiamo fare promotori, lo promettiamo pubblicamente anche in trasmissione. Bene. Insomma, oggi, ve l'ho detto e lo ritorno a dire, è stata una puntata che mi è piaciuta moltissimo, perdonate la presunzione, ma veramente oggi abbiamo lanciato dei messaggi e mi auguro che in molti l'abbiano recepiti. Ringrazio Fernando Bellia, porta il saluto di Penalty Play a tutti i ragazzini, promettendo a loro che presto vedremo di poter realizzare anche noi qualche cosa. Perfetto, allora ringrazio già da parte loro perché so che sarebbe questa la reazione. Insomma. Infatti, immagino. E ringrazio come al solito anche Salvo D'Arrigo. Settimana prossima possiamo già anticipare che parleremo di cinema? E non solo. E non solo, giusto? Perché dobbiamo anticipare anche il personaggio? No, teniamolo. Perché non è solo cinema. Non è solo cinema, teatro e anche calcio. E poi parleremo anche di un libro molto interessante. Ci congediamo da voi, grazie Salvo per la tua consueta disponibilità del giovedì. Noi ci fermiamo qui e come al solito rimandiamo il nuovo appuntamento a Penalty Play domani, che dico settimana prossima, domani chiudiamo la settimana del venerdì, come al solito a partire dalle 14:30. Vi ricordo che questa è una puntata che avete seguito anche live sulla pagina Facebook di Penalty Live. Siamo in onda anche in replica questa sera a partire dalle 23:30. Ringrazio come al solito il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, in regia oggi Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 14:30. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita e se tutto è un campionato
con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.